Nei territori del Piave, la cultura della zattera come mezzo di trasporto di merci e persone ha origini antichissime. Ma è solo ai tempi della Serenissima che l'attività degli zattieri si afferma e si sviluppa. Il lavoro di questi uomini, usurante e pericoloso, consentì il trasporto di 350.000 tronchi l'anno che dal Cadore giungevano a Venezia. Il legname forniva l'arsenale e serviva alla costruzione delle fondamenta delle case. Ecco perché si dice che Venezia appoggi su un Cadore rovesciato. A Codissago, frazione di Longarone, un museo racconta l'affascinante storia degli zattieri del Piave, oggi rappresentati dall'omonima associazione costituita negli anni '80. Di questo lavoro si ha notizie già dal 1492. Il 3 agosto di quell'anno si firmava lo Statuto degli Zattieri del Piave, avvalorato dalla firma di Agostino Barbarigo, doge di allora. E quindi questa organizzazione è andata avanti fino alla sua crescita e alla sua fine, che è stata verso gli anni 1920. Qua c'erano centinaia e centinaia di zattieri in tutto l'asse della Piave, ma io parlo soprattutto degli zattieri di Codissago, che senza presunzione erano veramente eccezionali, non solo per dire, ma la Repubblica Serenissima aveva individuato delle compagnie di Codissago per costruire le zattere e trasportare del materiale molto importante per l'arsenale, cioè per la flotta militare. Il lavoro degli zattieri si collocava alla fine di quella che possiamo definire una vera e propria filiera del legno, che iniziava con il taglio del legname e terminava con il trasporto dei tronchi fino a Venezia. Si partiva dal bosco, cioè i boscaioli, i quali andavano sul bosco da novembre fino ad aprile e tagliavano centinaia e centinaia di tronchi, anzi quasi 300.000 tronchi. Quindi venivano portati a valle tramite i torrenti e poi il fiume stesso, la Piave, che erano dediti in menadas, cioè quelle figure, quegli uomini che con degli arnesi speciali chiamati anghieri, con una punta e un uncino, cercavano in tutti i modi di far arrivare il tronco sano e integro nelle segherie. Poi c'era la figura del segato o del segatino, a seconda della loro età, che tagliavano e rifinivano questi tronchi in tavole o in quadrati. Finita questa figura, entravano in funzione subito gli zattieri, coloro che prendevano i tronchi o le tavole e li assemblavano in zattera, cioè formavano un treno di tronchi che erano lunghi anche perfino fino a 35 metri, con una larghezza però speciale che non doveva essere di più, 4,20 metri, perché lungo il loro cammino potevano trovare degli scivoli oppure delle chiusure, e quindi questa misura era d'obbligo. Quindi la zattera, che era chiamata zattera proprio quella con 5 sezioni, lunga 21 metri e larga 4,20 metri, e poi c'erano le altre che avevano, a seconda della tipologia della costruzione e del fiume o del torrente, veniva chiamata in modi diversi. Assemblati con le soche, rami di nocciolo torti tagliati sul calar di luna, le zattere venivano assemblate, caricate e poi condotte a Venezia, sfruttando le acque della Piave. Il fiume era un'arteria di collegamento fondamentale tra il Cadore e la laguna, proprio come lo sono oggi le moderne autostrade. Lungo la Piave c'erano 13 impianti di segherie, questi opifici che erano stati creati per lavorare il legname che veniva dal bosco e poi assemblato in zattera. Su questa figura invece ci sono i vari porti dove queste zattere venivano cambiate gli equipaggi, ed erano 5, si chiamavano anche fraglie, erano delle fratellanze che potevano essere anche di mutuo soccorso anche. Era il porto di Codissago, di Ponte nelle Alpi, che allora si chiamava Capo di Ponte, Borgo Piave Belluno, Falzè di Piave Nervesa e poi l'ultima Ponte di Piave. Accadeva che gli zattieri di Codissago partivano notte fonda e a piedi, logicamente, tutti quanti, perché
in zattera sul fiume e a piedi arrivare a casa. Visto che il lavoro era molto duro e pericoloso soprattutto, quindi qualcuno si diceva che partiva il mattino e non si sapeva se alla sera tornava a casa. Venivano caricati di sovraccarico e arrivavano a Codissago il dopo pranzo. Il capozattera portava la bolla di accompagnamento, cioè sarebbe stata la stampa di bordo, in osteria. Il giorno dopo gli zattieri di Ponte nelle Alpi arrivavano a Codissago a piedi, prendevano la stampa di bordo, tutto ciò che era scritto e partivano alla volta di Borgo Piave Belluno. A Ponte di Piave questo fiume, la nostra Piave, diventa molto grande, quindi impossibile che la zattera potesse andare da sola e quindi c'era la possibilità di aggregare 10-12 zattere e con i cavalli o anche con i buoi sulle alzaie venivano trasportate fino all'ingresso della laguna. Qua con la corrente delle maree di entrata o con delle barche con i remi venivano portate all'interno della laguna e fornivano le varie isole, tra cui l'Arsenale, che era qualcosa di eccezionale perché era la potenza militare e anche commerciale di Venezia. La cultura della zattera, la storia e i saperi degli zattieri oggi sono tutelati da un'associazione internazionale, custode di una civiltà fluviale fondata sulla conoscenza e l'amore per il fiume, ma anche sulla solidarietà fra gli uomini, pronti a tendersi la mano di fronte ai pericoli e alle difficoltà.